11:03 qui su Radio Bella Monella, Radio Peter Pan, in diretta dalla Grande Mela Gol de Ponta. Adesso dovremmo collegarci con un grande esperto di marketing, cioè il signor Gianfranco Becker. Sentiamo se il telefono. Pronto Giancarlo? Sì, pronto, buongiorno. Chiedo scusa un'informazione che mi serviva sapere. No, dica, sì. C'è Esira? No, non c'è ho Esira, capito. no, va bene? Non l'ha vista da qualche parte, no, magari qui niente. al centro commerciale. Niente, no, mi spiace. Magari, che ne so, è andata a prendersi un paio di calze di filanca, non lo so, un grembiale con la martingala, non lo so. Che ne so. Va bene? Stia calmo, ho solo chiesto guardi, se c'è Esira. sì. No, c'è? no. Grazie, basta, non serve dire altro. Vabbè, stia calmo, stia sereno. Va bene, grazie, salve. Dunque, sentiamo se c'è il signor Beckerle al telefono. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, un po' di pazienza, ma dimentico sempre se è Gianfranco o Giancarlo. Gianfranco, perché lei ecco, giusto, devo ricordarmi che lei parla francamente ai suoi ascoltatori, giusto? Sì, ma gran fatti. Gran fatti. Gianfranco Beckerle della GFB, sì. Marketing Communication, sì. E anche da sport. Sono un family banker, direi. Come? Un family banker. Un family bank, fantastico. Uno che viene a casa tua a romperti gli uova, scroccarti il caffè e ti dà delle dritte su come investire con i 4 schei che tieni sotto il materasso. Ah, ho capito, fantastico. Perché è un momento di crisi, leggevo oggi sul Sole un quarto d'ora e mezza, ad esempio, sì, certo. che è l'estratto, diremo. Veramente la gente adesso non ha più potere d'acquisto, non compra più un ciccio. No, si tiene i soldi un pochino, fa fatica. Ma neanche, ad esempio, a parte che io trovo così assurdo che la gente fa fatica a comprarsi da mangiare. Coso di pasta piuttosto che diremo un barattolo di sugo eccetera, però hai capito, hanno tutti i telefonini, è vero. Dove vogliono i soldi ci sono, esatto, dove vuoi, hai capito, ti ricinga. E allora, la famosa diremo filosofia del pane bondola, mi spiego. Ho capito, e quella senza il PEA. Quella anche senza, quella senza scarsa, quella strassa. Questa e tra l'altro anche il discorso del PEA, per esempio. Cioè, se tu mi crompi la bondola senza il PEA, hai capito? Allora, l'indotto mi va a farsi frisere, mi va in cuco maseneta. Mi spiego. Cercherò di farmi capire. Innanzitutto mi mandi in crisi le aziende del PEA. Giusto, esatto. E dopo mi mandi in crisi anche, diremo, le aziende dei tronchesini per le onze. Sì? Esatto, anzi no, sviluppi in qualche modo le aziende dei tronchesini per le onze. Ho capito. Perché? Perché una volta, quando la gente si crompava la bondola col PEA, si teneva l'ongia del mignolino lungo per cavar via il PEA. Ho capito, sì. Hai capito? E invece adesso la gente adesso si crompa i tronchesini. Guarda, è stato veramente chiaro, una disquisizione. È tanto chiaro che come la palteca. Bravo, complimenti. Comunque niente, come volevo esservi d'aiuto, diremo, che come ho detto in qualche modo al convegno che ho tenuto l'altro giorno al Pala Lecché, un convegno, diremo. Il titolo, qual era il titolo di questo convegno? Il titolo era guarda che io i skate non li cago mia. Ho capito. Cioè proprio per far capire alla gente il valore del denaro, per far capire alla gente quanto costa il sale. Sì, certo. E questo è lo spirito dei nostri convegni. Fantastico. Dove la gente tra le varie domande mi dimandava come si fa a risparmiare. Come si sono fa? tante spese, acqua, bolletta, acqua, luce, gas, la SIP, la Telve, eccetera. Come si fa a risparmiare? Allora, come si risparmia? Sentiamo. Come si fa? Allora, qua dovrei fare il nome però del prodotto e dovrei aprire un messaggio promozionale. È proprio un messaggio promozionale vero e proprio questo? Bene. Ad esempio, sentiamo. adesso che c'è Sborino. Freddino. C'è Sborino. L'ideale sarebbe prendersi una caldaia nuova di Balino. Perché se tu non ti hai le caldaie invece come il cucco in classe C. Certo. Classe C. Devi prendere la caldaia in classe AA più XXY, mi spiego. Allora, perché lì? Perché hai il risparmio energetico, una caldaia intelligente che va quando hai Sborino, no? Che crepi dal caldo e ti sudano le lesene. Allora cambiare caldaia. Vuole una caldaia nuova. Dove si va a cambiare? Generazione. Dove si va a comprarla allora? Dai Fratelli Ledri. Fratelli Ledri. www.ledri.it
ti compri una caldaia con le bale, certo, nuova di Balino, una caldaia che tu hai la temperatura, diremo, ideale in ogni stanza, hai capito? No, che sei in cucina e le lesene ti sudano e impenisci la cucina che sa di seo. E in camera fa freddo, in camera e vai al ceso vabbè, al bagno, e fai marron glacé, mi spiego? Vabbè, ok. Ci vuole un po' di quello che ti si dice. Certo, e allora ci vuole un po' di criterio. Fratelli una caldaia nuova di Balino. Fantastico. E soprattutto, se non puoi permetterti una caldaia nuova di Balino, puoi sempre chiamarli per fare la manutenzione. Ecco, quello va fatto assolutamente. Fatta e nettata come si deve, è come i denti. Certo. La caldaia è come i denti, se hai la Catalogna nel molare, certo, non va bene, non mastichi bene, esatto, mastichi male, esatto. Stessa roba, hai la caldaia tutta ingolfata sopra, sporca lurida, non va bene così, scalda male, assolutamente. Allora, fratelli, e non mettete asciugamani solo ai termi. Oh no, quello no, dai, le calze, dai, uno va bene. Ecco, detto questo, invece possiamo parlare di tutto quello che vuoi. Grazie Gianfranco. Tu dimmi, hai quei 20.000 euro da investire. Sì, ecco, per esempio, c'è sempre qualche ascoltatore che sentendola nelle puntate precedenti poi ci chiama, ci chiede come investire i propri soldi. Poniamo il caso 20.000 euro. 20.000 euro, uno a 20.000 euro, sì. Me li dai a me? Sì, cioè lei personalmente proprio. Vengo a casa tua. Viene lei proprio a raccogliere. Non me li dai. Ho capito. Dovrò investirli o no? No, certo, lei cosa dà? Una ricevuta? O mi fai un bonifico? Sì, un bonifico magari, Bonifico così è tracciabile, no? Sì. Mi affidi questi skate? Questi soldi, sì. Mi affidi questi sisini? Sì, certo. Io cosa faccio? Cosa fa? Ti consiglio investirli ad esempio nei paesi in via di sviluppo. Nei paesi in via di sviluppo, per esempio che paese? Sentiamo. Cuba. Come? A Cuba. A Cuba? Me li dai, io vado là, personalmente io vado là a Cuba. Fantastico, cioè lei va proprio qua. C'è un family banker, deve a gestire. Sì. Vado là, personalmente a Cuba. Certo. Mi devo fermare una quindecina, 20 giorni, giusto per prendere, diremo, padronanza del territorio. No, porti pazienza, no? Una domanda così che... Dopodiché, se non me li sono sputanati tutti in vigliacche, allora... No, senta un attimo, ma porti pazienza, no, dico, appunto, lei come fa a sopravvivere 15 giorni a Cuba? Chi è che paga? Non vorrei essere frainteso. Chi è che paga? Vorrei essere frainteso. Sono in gergo, si chiamano azioni vigliacche. E sono quelle azioni ho capito. No, perché per un attimo ho temuto in effetti. Sono quelle azioni che sono le famose bolle, hai capito? Sono azioni chiamate in gergo, nel nostro gergo, le azioni vigliacche, cioè che tu pensi che siano buone perché te le pompano, hai capito? Sì, ho capito. Allora, quando te le pompano, certo. Hai capito? Sei un attimino cosata, no? Esatto, che le vigliacche. E allora ti cadi. Vabbè, lascia perdere. Se non cato quelle azioni vigliacche lì, sì. Allora mi guardo pian piano. Se le cato, è un investimento ad alto rischio. Ho capito. Può anche darsi che torno indietro con 500 euro. Addirittura. Però ti porto qualche regalino, te lo porto. Che bello. un po' di la bottiglietta di sabbia di Cuba magari. O la bottiglietta di sabbia di Cuba, oppure se faccio scalo a Venezia ti porto la gondola da Venezia, la gondola che si illumina. Va bene, ok Gianfranco, grazie, alla prossima. Salve Gianfranco, salve. Dopo 300 metri gira a sinistra, gira a destra.